stati il primo e a tutt'oggi l'unico giornale mai apparso nelle edicole dello Stato italiano del tutto votato alla territorialità. Poi di Leo Siegel, quel primo numero trionfale di quasi 18 anni fa. Poi ancora Gilberto Neto, che non sia la fine ma l'occasione di un nuovo inizio. Questo è l'augurio che condividiamo di Gilberto Oneto. Un movimento in crescita che ha bisogno di proiettarsi all'esterno, non può fare affidamento solo su spazi concessi da altri per capziosa convenienza. E ancora dice Oneto, si può dire che la Padania sia stata grande dall'inizio e alla fine, e che sia meglio dimenticare quello che c'è stato in mezzo. La cosa coincide con le frequentazioni del partito. Questa è l'opinione di Gilberto Oneto. E vediamo un po' invece la politica interna. Grillo si mette sotto tutela, ma il Movimento 5 Stelle si scioglie come neve al sole. Mentre il direttorio pentastellato scalda i motori e magari si prepara ad andare in TV, Renzi raccoglie fischi nelle piazze italiane. In effetti ieri non è stato un bel giorno per Matteo Renzi, i giorni scorsi anzi non sono stati belli per Matteo Renzi, e si è preso fischi un po' ovunque. E poi di Iva Garibaldi, Salvini, sono le parole di Le Pen ovviamente, mi manda in estasi, parola di Marine Le Pen. Grande successo del segretario del Carrosso al congresso del Front National, e sulla politica italiana boccia l'ipotesi Amato alla presidenza. Ecco, lo dico anche al regista cortesemente, se dalle 8:30 cerchi di metterti in contatto con Matteo Salvini, ho una messa promessa, un proviamo a collegarci, ma non ne abbiamo certezza, insomma. Vediamo che Berlusconi torna in piazza e attacca su case e pensionati. Dal palco di Milano la proposta di sospendere l'imposizione fiscale per 6 mesi sulle compravendite immobiliari. A me personalmente sembra una proposta un po' debole. Non è che l'Italia e l'economia italiana si basa sulle compravendite immobiliari, mi sembra così un voler rincorrere le proposte serie della Lega Nord. E poi di Stefano Bruno Galli, macro regioni, il vero antidoto. A questi enti dovrà essere riconosciuto un significativo margine di autonomia politica e legislativa, amministrativa e fiscale, facendo leva sull'istituto del regionalismo differenziato. E quindi Stefano Bruno Galli rilancia sempre l'idea, tiene comunque viva l'idea delle macro regioni come antidoto al centralismo di Roma. E poi c'è l'immancabile pezzo di Giuliano Citterio con la collaborazione di Roberto Maggi, la Lega unica opposizione a un governo non eletto. È bene ricordarsi di questo perché tutto quel che succede è figlio sempre di quello che c'è stato prima, ovvero 3 governi non eletti da nessuno. Ecco, e poi dicevamo, in fondo rialziamo la testa per cambiare l'Europa e fare la storia. L'intervento di Matteo Salvini al congresso del Front National a Lione. L'intervento di Matteo Salvini al congresso del Front National. Dice Salvini, il primo obiettivo comune è la lotta dopo decenni di falso buonismo e di finta solidarietà all'immigrazione selvaggio che non è più sostenibile sia socialmente che economicamente. Ecco, invito tutti a comprare l'ultima coppia, purtroppo magari appunto a rivederci ma non un addio, della Padania in edicola. Ecco, abbandoniamo a malincuore la Padania e per passare al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera titola Quirinale, Renzi frena Berlusconi. La Lega dice Amato mai. E il caos tra i 5 Stelle, altre espulsioni in arrivo. Primo sì alla legge di stabilità.
dice è irricevibile la proposta di fermare le riforme, sia una scelta condivisa per il Colle. Questo è, ovviamente lo dice Renzi, che secondo il Corriere frena Berlusconi. E comunque, a proposito della legge di stabilità, passerà a colpi di fiducia praticamente, il governo sta mettendo la fiducia su tutto e avremo in collegamento a partire dalle ore 9, lo dico al regista che non è ancora al corrente, facciamo tutto in diretta oggi, ci sarà Massimiliano Fedriga, che è il capogruppo della Lega Nord alla Camera, che ci spiegherà cosa succede e quali sono gli scenari. Padoan, crescita, l'Unione Europea ci ascolta, le tasse scenderanno ancora. E poi c'è una vignetta della Nuova Sinistra con Renzi sul palco che dice, questa è la Nuova Sinistra, imprenditori di tutto il mondo unitevi, che fa il verso a lavoratori di tutto il mondo unitevi, con la frase con la quale inizia il manifesto di Carlo Marx. Qui c'è un bel inversione a 180 gradi. Poi vediamo, trovato morto il bimbo scomparso dalla scuola a Ragusa, Andrea aveva 8 anni, IPM nessuna pista esclusa. Io leggo questo titolo, ovviamente, il titolo di questo articolo, di questo servizio, solo per così dovere, ma io quando ci sono queste cose qua non mi associo mai allo sciacallaggio, alla curiosità morbosa, al chiacchiericcio del bar, eccetera, eccetera. Vediamo invece il nostro destino, e ci dispiace ovviamente, siamo ovviamente in lutto per Andrea, la morte di Andrea, ma andiamo avanti. Fondi pensione TFR, così si cambia, la Camera vota la fiducia, la manovra verso Palazzo Madama. Sarà meno pesante l'aumento delle imposte su liquidazione e previdenza, questo è quello che ci dice il governo, ma fra il dire e il fare c'è di mezzo, ci sono di mezzo le vere intenzioni e soprattutto poi i decreti attuativi di tutto quel che si dice di voler fare, perché poi alla fin fine questi sono i titoli, ma vedremo se sarà meno pesante l'aumento delle imposte su liquidazione e previdenza. E il Consiglio BCE le misure straordinarie, la City spinge, Berlino frena ancora. Poi ancora a pagina 3, Piercarlo Padoan, il ministro dell'economia, dice restiamo nelle regole ma taglieremo ancora spese e tasse. Grazie a noi l'Europa ora punta a crescere. Ai pensionati gli 80 euro, chiede Padoan, prima il lavoro. Le privatizzazioni, abbiamo proceduto con Fincantiere e Rai Way, non abbiamo frenato ma vogliamo valorizzare meglio i nostri asset. Nel 2015 penseremo alle ferrovie e alle poste. Il semestre europeo, sempre secondo Piercarlo Padoan, grazie all'Italia siamo diventati dell'Europa intera, sono diventati dell'Europa intera i temi della crescita, degli investimenti e dell'occupazione. Eh sì, peccato che da noi non c'è niente di tutto questo, ma però ne parliamo. E andiamo, pagina 5, Susanna Camusso, gli elogi del Premier agli imprenditori eroi, la rabbia di Camusso, Susanna Camusso, che è il segretario o la segretaria generale della CGIL, il sindacato legato alla sinistra, al Partito Democratico, a quel che è stato il Partito Comunista Italiano. Renzi, con noi 18 miliardi di tasse in meno, una rivoluzione, forse per lui però, 18 miliardi, non ce ne siamo accorti comunque. I lavoratori, Palazzo Chigi precise, il capo del governo si riferiva anche agli artigiani e ai lavoratori. Bella precisazione perché non si capisce per chi. Comunque, la minoranza PD boccia e fascina a favore di un referendum sul governo tra gli iscritti, che secondo me non si farà mai.
Vediamo un po', Berlusconi torna in piazza e accusa i giudici, Rubi, ricorso della procura, il Cavaliere, dossieri di vita e colpiscono. E sull'euro serve una seconda moneta. E piano piano Berlusconi torna sulle posizioni della Lega Nord, però lo dice adesso, lo dice così abbastanza sottovoce, perché poi tutti gli accordi con Renzi li fa e come, e quando sono insieme non lo contesta molto, anzi continua, gli avrà votato pure la fiducia. Adesso sentiremo da Massimiliano Fedriga più tardi come si muove Forza Italia all'interno del Parlamento sulla fiducia al governo Renzi. Comunque Berlusconi dice: gli avvocati mi impongono di non parlare, ma ho deciso di rischiare di tornare in piazza. Nella mia storia politica ne ho messi via 10 e Grillo è l'11º. Però così personalmente dico, essendomi fortemente comunque antipatico Grillo per quello che dice, soprattutto che i suoi fanno a tutti i livelli, caro Berlusconi, forse non ti sei accorto che Grillo ha il 30% di voti in più di te. Questa è una notizia, te la do, caro Silvio, chiedi, magari non ti hanno informato bene i tuoi collaboratori. Bisogna creare una moneta alternativa che possa essere stampata da noi, da affiancare a quella europea per recuperare parte della nostra sovranità. Bella idea, ma non è tua Silvio, ma è della Lega Nord. E poi ancora Berlusconi: non ho mai candidato Matteo Salvini alla guida del centrodestra. È bravissimo, è stato 10 anni a Radio Padania a rispondere alle domande della gente. Io lascio giudicare a voi queste parole di Berlusconi, le ultime, no? Che si può interpretare in diversi modi. Evidentemente Berlusconi non le diceva in senso positivo, e evidentemente Berlusconi sa di essere al tramonto della sua storia politica, e quindi così si comporta. Polemica tra i partiti sui nomi per il Colle. La Lega dice: Amato mai, l'ipotesi che l'elezione parta entro la fine di gennaio. Ma fra le altre cose, tornando un attimino a Berlusconi, qualcuno si chiede, io fra questi francamente ultimamente, ma ci può essere un Forza Italia senza Berlusconi? E piano piano probabilmente scopriremo di sì, perché in Forza Italia, soprattutto dopo gli ultimi risultati, all'interno di Forza Italia ci sono dei mal di pancia veramente tremendi, per cui da quel che sappiamo l'appoggio al governo Renzi non ha certo giovato al consenso di Berlusconi tra la sua gente e tra gli elettori. Questo è un dato di fatto dopo i risultati delle elezioni dell'Emilia Romagna. E poi comunque andiamo avanti. Gruppo unico NCD UDC, Alfano, percorso già avviato. Insomma, si mettono insieme, ma è scontato, insomma. E vediamo un po' i numeri di oggi. Il confronto tra l'Assemblea che ha scelto il Capo dello Stato ad aprile 2013 e i grandi elettori che sarebbero chiamati oggi a votare per il Quirinale. Non mi sembra molto rilevante in questo momento la discussione sul Quirinale, perché non ci sono, a parte un lancio di Giuliano Amato, quello che mise nottetempo mano dentro le tasche degli italiani, a parte questo nome Giuliano Amato non ce ne sono altri. PD più forte rispetto al 2013, Movimento 5 Stelle e centrodestra divisi. Come cambiano gli assetti del plenum, con appunto questo grafico a torta, si chiama, delle varie presenze nei partiti in Camera e in Senato. Il non di Renzi all'idea del Cavaliere, irricevibile sulle riforme, si va avanti. Bocciata la richiesta di Berlusconi di votare prima per il Quirinale. Sono due piani distinti. Però io non voglio ogni volta fare un commento, non vorrei fare un commento, però magari lo faccio soltanto per il Corriere, perché bene o male gli altri giornali riporteranno le stesse cose, ma
Si è reso conto Renzi che non fai una riforma con un solo passaggio alla Camera, minimo ci vogliono 3 se non 4. Ad esempio sulla riforma del Senato è stata fatta c'è stato fatto un passaggio al Senato e niente dalle altre parti, quindi è già da qualche mese, perché ci sono dei tempi tecnici. Allora, se vuole che il capo dello Stato il nuovo capo dello Stato sia eletto nel 2016 o 17, può tranquillamente far prima le riforme. Se invece il capo dello Stato è stufo, è stanco, forse non ne può più neanche di lui, probabilmente, di lui inteso come Renzi, e allora magari prima votate il capo dello Stato, così è un suggerimento, tanto succederà così, insomma, le riforme non si fanno in un mese e il capo dello Stato ha intenzione di mettersi all'inizio di gennaio, se non prima. E poi Speranza, capo dei deputati democratici, troppe cicatrici dopo il caso Prodi, ora saremo uniti. Forza Italia non pensi di avere l'ultima parola, la maggioranza ha i numeri in aula. E andiamo all'interno invece del Movimento 5 Stelle, pagina 10 del Corriere, altre espulsioni e critica ai vice, i tormenti del Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Cecconi dice un nuovo corso. La vicenda, sintetizziamola, giovedì Beppe Grillo ha proposto sul suo blog l'espulsione di 2 deputati. Si tratta di Massimo Artini e Paola Pinna per non avere rendicontato le spese, accusa contestata peraltro dai 2 eletti. La rete ha sancito con il 69,8% la loro fuoriuscita. Però io mi chiedo chi controlla che i dati che dalla rete siano veri, la rete da Grillo e Casaleggio siano veri. Da quello che so io non c'è nessun controllo. Uno dice hanno votato tot hanno votato così, altri hanno votato colà, arrivederci, grazie, quindi faccio quello che voglio. Comunque venerdì Grillo ha annunciato il suo passo indietro proponendo 5 figure di garanzia. Il direttore viene approvato da oltre il 91% degli iscritti, quindi praticamente, detto in soldoni, il 91% degli iscritti ha in qualche modo tolto la fiducia e la conduzione assoluta a Beppe Grillo. Questo è il vero succo di questo sondaggio tra la rete. E poi ancora un altro deputato in bilico, Barbanti, dice avanti così e ci frantumiamo, altro che scissione. Ormai da noi la trasparenza pare essere diventato un argomento tabù. Il direttorio non doveva certo essere una sorpresa da fare ratificare. Questo è quanto dice questo deputato Movimento 5 Stelle, anche lui in bilico. Unghie spezzate, il titolo a pagina 11, ambulanti ostili, Moretti, le mie primarie con amore, se perdo con Zaia resto in regione, oggi la scelta tra lei, Rubinato e Pipitone. E vediamo, andiamo avanti. C'è tutta la vicenda del vaccino killer o del presunto vaccino killer. Vaccini, Lorenzini attacca le regioni, pesanti ritardi nel segnalare i casi sospetti. Chiamparino, basta con lo scaricabarile, salgono a 12 i decessi da indagare, ma i primi test sull'antinfluenzale sarebbero negativi. Ma però a me pare un po' strano questa cosa qua, cioè uno fa un vaccino, soprattutto persone anziane, poi muore e questi casi si moltiplicano, diventano 12, che poi si dice non c'entra niente il vaccino, a me sembra un po' strano, però evidentemente ci sarà velocemente una commissione di inchieste, comunque scienziati cosiddetti tali che faranno le verifiche per evitare altri morti, insomma. I dossier spediti anche 15 giorni dopo, ma chi sfora non viene sanzionato.
E poi abbiamo la visita del Papa, gesti e abbracci, la diplomazia di Papa Francesco. Venerdì il Papa ad Ankara ha reso omaggio al mausoleo di Ataturk ed è stato ricevuto da Erdogan al palazzo presidenziale. Ieri a Istanbul con il Grand Mufti alla Moschea Blu e visita a Santa Sofia, poi messa nella cattedrale del Santo Spirito, la preghiera ecumenica e l'incontro con Bartolomeo I. Oggi alla liturgia ortodossa per la festa di Sant'Andrea. E vediamo ancora una stella a destra, è Marion, la nipote, qui non so, la numero 3 del Fronte Nazionale al Congresso di Lione. C'è la foto di una signora o signorina. In questa foto, quasi un ritratto di famiglia, la deputata e stella nascente Marion Maréchal Le Pen, 24 anni, è seduta accanto alla zia Marine, presidente del partito di ultradestra. Marion ha rinunciato alla vicepresidenza esecutiva. Va bene. E poi ancora quel che ci interessa, la missione della Lega, e per Salvini baci e abbracci con Marine Le Pen. Vediamo a pagina 17, il padre del DNA in disgrazia vende la medaglia del Nobel. James Watson punta alla riabilitazione dopo le frasi razziste. E poi ancora politica estera, dall'Egitto, Mubarak assolto, l'ultima sconfitta della rivoluzione. E invece in Francia il ritorno di Sarkozy, il penultimo presidente della Repubblica francese, eletto alla guida dell'UMP, ma non è plebiscito per Sarkozy. In attesa che il regista mi fermi per la pubblicità, andiamo avanti. E poi c'è la vicenda del bimbo di Ragusa, chi l'ha portato via, l'urlo della madre. A Ragusa il bimbo di 8 anni trovato morto in un canalone nelle terre di Montalbano, non è mai entrato in classe, pantaloni abbassati, ma secondo gli inquirenti non è segno certo di una violenza, tutte le piste aperte. C'è la foto del piccolo Andrea, 4 chilometri da solo, il tragitto impossibile di Loris, no, qua non, scusate, non, probabilmente ho fatto confusione io, non so di che Figena si tratti. Comunque chi vuole approfondire questo argomento a pagina 21, io preferisco occuparmi di vicende politiche. Regista, abbiamo la pubblicità? Il regista non mi sente, allora noi andiamo avanti tranquillamente e vediamo ecco, allora abbiamo ancora 20 secondi per la pubblicità. Andiamo al giornale. Tasse al 20% e doppia moneta, l'ultima sfida di Berlusconi. Anche pensione a 1.000 euro e sgravi sulla casa. Il Cavaliere mette in campo la nuova ricetta e si contrappone a Renzi sull'economia. E noi andiamo in pubblicità. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Aguzzate la vista. A Casale Litta Varese c'è Ottica Dakar. Da Ottica Dakar, vendita diretta di occhiali da vista e da sole, montature artigianali di produzione propria, lenti delle migliori marche, a disposizione un ottico specializzato e consegna gratuita a domicilio. Ottica Dakar, a Casale Litta Varese, via Marcobi 15. E per gli ascoltatori di Radio Padania, un occhio di riguardo. Ladri e rapine?
Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ed eccoci tornati in diretta per la rassegna stampa domenicale. Facciamo un passo indietro, in effetti l'altra pagina era dedicata purtroppo alla scomparsa e l'uccisione di Andrea, che poi vedevo su un'altra pagina chiamavano Loris, in realtà si chiama Loris Andrea Stival. Ecco, come dire, risolto l'arcano, io non capivo e non volevo far gaff, soprattutto su una vicenda così triste. Ecco, contrariamente a quello che ho detto prima, quindi andiamo sulla Repubblica. Abbiamo letto i titoli del Corriere, che è un giornale non di destra, ma buttiamoci completamente a sinistra con Repubblica per vedere cosa titola. Titola: Renzi avverte Berlusconi, non tratto ora sul Colle, prima si vota l'Italicum. Intervista al Premier, inesistente la polemica sugli artigiani, lo Stato può comprare l'Ilva, salvarla e poi cederla. Nel PD servono nuove regole per la disciplina interna. Questo è quanto dice Renzi. E poi ancora Le Pen feeling con la Lega, Salvini mi manda in estasi. Invece all'interno del Movimento 5 Stelle si pensa a le altre espulsioni, pronte altre espulsioni. I 5 Stelle saranno chiamati a decidere su 20 parlamentari, praticamente li faranno fuori tutti se tutto va bene, perché o smentiscono Casaleggio e Grillo o cacciano altri 20 o magari 15 o 10, non si sa. Comunque Grillo sta facendo fuori la sua creatura probabilmente. Va bene. Andiamo avanti a pagina 2 e vediamo un Matteo Renzi che sta contando qualcosa. Vediamo un po'. Matteo Renzi: voglio una sinistra moderna, la CGIL non ci fermerà, pensa solo al suo sciopero. Nel PD nuove regole sulla disciplina interna, il nostro popolo al prossimo voto dovrà scegliere tra noi e Salvini. Ecco, se ne è accorto pure Renzi, Berlusconi ancora no. E dice Berlusconi rispetti i patti, prima l'Italicum poi il Colle, l'Ilva tornerà allo Stato, la salviamo e poi la vendiamo. Bene, bene. Cioè, se salva e risana un'azienda, poi ha senso venderla, mi chiedo io. Se è risanata e va bene, magari è meglio tenerla, non so, sono scelte. E ancora nel PD
Ci sta chi non ne ha voglia, chi minaccia la scissione deve chiarirsi le idee e capire se crede a un partito comunità. La regola dello sgambetto al governo non funziona, dice Matteo Renzi. E poi ancora l'Ilva potrebbe tornare pubblica per un tempo limitato. Massimo D'Alema, ok sull'intervento pubblico, meno sulla Telecom. Su Luciano Lama, sull'articolo 18, molti dovrebbero rileggere Lama. Il Quirinale, sempre tema Quirinale, non ne discuto finché Napolitano è al suo posto, cioè probabilmente aspetta, anzi dalle sue parole sembra che aspetti che Napolitano si dimetta per discutere del candidato, ma francamente è una vicenda che non mi appassiona. E poi ancora il PD ha rottamato Grillo, le europee ne hanno segnato la fine, vedremo dove va la diaspora, no a campagna acquisti, ma decidano se dare una mano al paese, decidano i 5 Stelle, i dissidenti probabilmente. E poi l'intervento alla CNA, voi artigiani siete eroi. E sulla frase del Premier, polemica con la Camusso. Tira aria buona a sinistra, ragazzi. E poi ancora, pagina 4, siamo almeno 100. Prodi è la prima scelta, il piano per il Quirinale delle minoranze PD. Il retroscena sempre all'interno del PD, per questo ovviamente Renzi non ne vuol parlare, perché ci sono già le spaccature all'interno del suo partito per il Quirinale. Cooper, Fassina e Dattore si vedono tutti i giorni per coordinare le mosse dei dissidenti. Stavolta Renzi dovrà ascoltare anche noi. In Parlamento contiamo uno più di Fitto. E poi Sivati, lo schema WP serve solo a bruciare altri 2. Sì, tra i parlamentari del PD circola il gioco di parole working in progress, abbreviato in WP, come le iniziali di Walter Veltroni e Paolo Gentiloni, per Civati è un ballon d'essai. Ballon d'essai si dice così quando si fa una prova, è ovviamente un francesismo. La lista nera di Casaleggio, altri 20 parlamentari ora rischiano la cacciata. Mercoledì la decisione dell'assemblea dei gruppi e nel mirino del blog finisce anche Pizzarotti. Pizzarotti, il sindaco che non è mai il sindaco di Parma, che non è mai stato quasi mai stato in linea con Beppe Grillo. Una volta che è diventato sindaco ha capito che un conto era contestare, sparare a zero contro tutto e tutti, un conto era governare, e Pizzarotti se n'è accorto, Grillo un po' meno. Grillo pretende che Pizzarotti fa, come si dice in Toscana, i che vuole Grillo, ma Pizzarotti non ha nessuna intenzione. L'intervista Sebastiano Barbanti, deputato del Movimento 5 Stelle, a rischio espulsione, dice era un sogno, sta diventando un incubo. Dopo le elezioni serviva autocritica invece di cavilli che nascondono chissà che cosa, dice questo deputato che in bilico anche lui. Poi il sindaco di Parma, Pizzarotti non molla, il direttorio lo giudico dai fatti, devono revocare le espulsioni, dice Pizzarotti. Niente scissione, l'invito all'incontro di domenica prossima, non sto architettando nessuna scissione nel movimento. Ci sarà Artini invitato anche se non può usare il simbolo dei 5 Stelle. Non è un bollino a dirmi quanto vale una persona. Queste sono le parole di Pizzarotti. Ecco, e poi da uno all'altro, insomma, giriamo pagina e c'è Berlusconi sorridente. Forza Italia, Berlusconi attacca le toghe, da oggi torno in piazza, mi sono stufato e rischio. Ha avuto delle garanzie per rischiare, evidentemente, perché io non ci credo a un Berlusconi che rischia di farsi revocare
il regime dei servizi sociali e rischia invece i domiciliari dorati ovviamente ad Arcore. Dice Berlusconi: appena da un segno di vita arriva l'uso politico della giustizia. Comizio a Milano per il no tax day, ma accorrono in pochi. Ironia su Salvini. Lui leader rispondeva alle telefonate a Radio Padania Libera. Sì, e tu facevi il buffone sulle navi da crociera, caro Berlusconi. Insomma, mi dispiace, chiunque tocca il nostro segretario federale, come è stato in passato, con me personalmente, voglio dire, non sarà mai in sintonia, insomma. Poi sei bravo a fare le battute, ma pensa al tuo 10% quasi, no? E al sorpasso che la Lega ha fatto alle elezioni dell'Emilia Romagna. Poi De Magistris, il sindaco di Napoli: premier inaffidabile, Caldoro lo bacchetta, sei scorretto. Poi il caso Ruby, processo Ruby, ricorso contro la soluzione. Il PG sostiene che il vicequestore rilasciò la ragazza per timore di Berlusconi o per tornaconto. Vediamo un po' ancora, pagina 11 di Repubblica: manovra sia la fiducia, ma dubbi sull'effetto PIL. 3 voti su altrettanti articoli del provvedimento, dai bonus familiari al TFR in busta paga, dagli ammortizzatori il taglio al cuneo fiscale, ma l'ufficio parlamentare di bilancio ritiene sopravvalutata la crescita che il governo si aspetta dalle riforme. Sarà pari a 0 nel 2015. Questo lo dice l'ufficio parlamentare di bilancio. Ecco, andiamo avanti. Ragusa, bimbo di 8 anni trovato morto tra i canneti, i carabinieri fatto cruento, ma sul corpo non ci sono evidenti segni di violenza, sparito dopo essere stato lasciato davanti alla scuola. L'ombra dell'orco sul lido di Montalbano: Andrea non può essere andato lì da solo. E c'è la foto di Andrea che fa, vi assicuro, una tenerezza incredibile. Voltiamo pagina e andiamo in Francia. Lione, Marine Le Pen, il congresso del Fronte Nazionale la conferma la guida e lei attacca: su di noi solo pregiudizi, lasciate perdere le menzioni dei fatti dei prefetti dell'Unione Europea. E poi dei giudizi su Sarkozy, Sarkozy invertebrato, Hollande un birillo, l'Europa è morta, contano le nazioni. Poi di Renzi, l'altro Matteo, dice sempre Marine Le Pen, dice, anzi iniziamo dal Matteo giusto, Matteo Salvini lo definisce travolgente, resto in estasi davanti alla sua capacità e potrebbe fare anche il primo ministro. E poi invece sul Matteo sbagliato, su Matteo Renzi, l'altro Matteo vuol nascondere la sua sottomissione a Bruxelles, ma gli elettori cominciano a capire. E poi c'è Marion, la terza generazione di un partito a gestione familiare, la nipote di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National. Salvini superstar infiamma la folla, viva il populismo, il leader della Lega ospite della convention, con lui anche Wilders e l'inviato di Putin. E andiamo avanti, Mubarak, sempre politica estera, Mubarak assolto, la rivincita del Rais, la corte egiziana non è provata la responsabilità per le vittime del 2011, l'ira degli attivisti che tornano in piazza Tahrir, un morto e 70 arresti, e c'è Mubarak che è portato con la lettiga, è portato in tribunale. E poi il Papa scalzo nella moschea, poi storico inchino con il patriarca, e ci sono le foto del Papa con
il patriarca che gli dà la benedizione, il patriarca Bartolomeo I. E poi il Nobel razzista, pagina 17, vende la sua medaglia, nessuno mi vuole più. James Watson, scopritore del DNA, la mette all'asta, contratti azzerati dopo le frasi. La frase fu questa: neri meno intelligenti. E poi ancora in Svizzera gli eco-estremisti guidano il voto anti-immigrati, e anche lì stop all'immigrazione di massa, dicono questi cosiddetti eco-estremisti, cosiddetti perché così li definisce il Corriere e non ho elementi per commentarlo, insomma. Ebola, grave il medico, corsa per salvarlo con farmaci mai usati, malattia in fase acuta, febbre alta e disturbi gastrointestinali, ma continua a comunicare con la famiglia attraverso il tablet. E poi sui vaccini ancora scontro Lorenzin governatori. Nel call center che rischia la psicosi chiamano a migliaia, così li rassicuriamo. Va bene. Vediamo un po' il giornale prima di aprire le linee. Noi avremo Massimiliano Fedriga alle ore 9 e vedremo poi di aprire le linee quanto prima, appunto. Apriremo le linee, faremo rispondere magari Massimiliano Fedriga alle domande degli ascoltatori. Chi vuole intervenire può farlo chiamando lo 02 66 20 35 29, ripeto 02 66 20 35 29. È il giornale trionfale, proprio un'apertura trionfale per Berlusconi, il ritorno in piazza, Berlusconi acclamato da 3 persone, cioè si vede nella foto 3 persone, se avessero fatto il campo largo magari si potrebbe essere 30 o 300, comunque 3 persone applaudono Berlusconi, tassi al 20%, doppia moneta. Queste tassi al 20% l'ho sentito già, lo diceva un certo Salvini, però è giusto, Berlusconi adesso è al traino e quindi cerca di rincorrere la Lega Nord. Nell'ultima sfida di Berlusconi, anche pensione a 1.000 euro e sgravi sulla casa, il Cavaliere mette in campo la nuova ricetta e si contrappone a Renzi sull'economia. E poi il flop annunciato, l'errore fatale di Grillo, abbandonare i suoi a Roma. E poi ancora il fallimento del sindacato, quegli eroi della partita IVA che la Camusso non vede. E poi c'è sempre, si dà conto del bambino Andrea Loris, comparso giallo nel Ragusano, bimbo di 8 anni, sparisce da scuola, lo trovano senza vita in un prato. Pagina 2 e 3, la grande Berlusconi, e questa volta è dietro 8 persone, c'è anche Maria Stella Gelmini, quindi le persone sono aumentate. Io rischio, Berlusconi rifonda Forza Italia, l'ex premier torna in campo, l'obiettivo è convincere astenuti e delusi di PD e Movimento 5 Stelle in vista delle regionali del 2015. Impegno continuo e ritorno in piazza quando in troppi lo davano per sconfitto. E poi c'è Rubi, la strana puntualità dei PM, arriva il ricorso contro la soluzione. E non so se è puntuale l'uscita pubblica di Berlusconi, sapendo che ci sarebbe stato il ricorso, oppure il ricorso sapendo che ci sarebbe stata l'uscita pubblica di Berlusconi. Insomma, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. La ricetta del Cavaliere per uscire dal tunnel, tassi al 20% e 2 monete. Esattamente le proposte della Lega Nord. Benvenuto tra noi, Silvio. Berlusconi propone un'unica aliquota, pensioni minime più alte e 0 balzelli su vendita della casa. Sull'euro stampiamo un euro nostro, magari si chiama lira, ma va bene così, insomma. Le frasi di Berlusconi al comizio: voteremo le riforme costituzionali, ma per il resto siamo all'opposizione, cioè
le cose più importanti sono le riforme costituzionali, però sai l'opposizione per che cosa? Magari devono decidere il pasto di Dudu, e sai l'opposizione sul pasto di Dudu, se non sai l'opposizione sulle cose fondamentali del paese, le riforme, e non si capisce che opposizione fai, caro Silvio. Comunque probabilmente sono io a non capire. Il Jobs Act non serve a nulla e non farà assumere nessun italiano in più, e su questo possiamo concordare. Vi spiego perché la nuova moneta è un incentivo alla compravendita l'economia, lo dice l'economia Marco Giorgino, e le imposte crescono il doppio dei salari. Dal 95 redditi aumentati del 19%, per le tasse impennate del 40%. E poi il dossier, pagina 4, una manovra con una sorpresa, sarà stangata da 50 miliardi. Il governo dice che ridurrà le tasse di 18 miliardi entro il 2015, ma in realtà ha già stabilito per legge l'aumento di IVA e accise. Ecco, peso insostenibile per le famiglie in arrivo, una mazzata di oltre 800 euro all'anno. Il disegno segreto, nell'intenzione c'è l'aumento dell'imposta sui beni al 25%, e vediamo insomma di cosa si tratta, magari voce per voce, vale la pena perderci qualche minuto, perché il nostro futuro che stanno decidendo a colpi di maggioranza e di fiducia loro signori. Tasi, aumento aliquota Tasi dello 0,8 per 1000 su tutte le tipologie di immobili, quindi aumento della Tasi. Tari, nessun tetto per i comuni nella determinazione della Tari imposta sui rifiuti. Ecco, questo vale un commento. Allora, il trasferimento dei fondi dallo Stato centrale alle regioni viene tagliato, che poi ricade sui comuni ovviamente, e dice il governo: io i soldi non te li do, puoi aumentare la Tari come vuoi tu, no? Quindi non c'è nessun tetto, fai quello che vuoi, tanto diventi impopolare tu, io tanto i soldi non te li do. Questa è la filosofia che ci sta dietro. Risparmio, aumento della tassazione sul risparmio dal 20 al 26%, inclusi conto correnti e depositi postali, quindi la tassazione aumenta, va dal 20% al 26%. IRAP, ampliamento delle categorie di imprese soggette all'IRAP, altro che tagliarli, ampliano le categorie di imprese che sono soggette all'IRAP, quindi complessivamente aumento. IRPEF, riduzione delle detrazioni IRPEF per i redditi superiori a 55.000 euro, quindi la riduzione delle detrazioni, quindi ci sarà meno detrazioni, quindi ci sarà meno soldi. E vediamo un po' le pensioni, aumento delle tassazioni sui fondi pensioni. Voi sapete, la cosiddetta terza gamba della previdenza, che sono le pensioni integrative, e c'è un aumento della tassazione dall'11 al 20%, praticamente quasi raddoppio. TFR, aumento della tassazione del fondo TFR dall'11 al 17%. Il TFR era a tassazione separata, e da quel che leggo qua, io non so quant'era, comunque sembra fosse all'11%, passerà al 17%. TFR vuol dire la cosiddetta liquidazione. Per i professionisti, aumenta della tassazione sulle casse previdenziali dei professionisti dal 20 al 26%. Polizze vita, introduzione della tassazione dei proventi corrisposti ai beneficiari di polizze vita. Trasporto aeroportuale, aumento della tassazione sui diritti di imbarco del trasporto aeroportuale. Però dice Renzi: non aumento le tasse. L'abbiamo visto, sono 10 aumenti delle tasse, ma lui non se n'è accorto. Renzi non si è accorto che lo fa a sua insaputa, aumenta le tasse a sua insaputa. Perfetto. Questo è quanto fa Matteo Renzi, e se le cose stanno così come ci dice il giornale a pagina 4, siamo a posto.
Renzi li chiama eroi, poi li dimentica. Il Premier esalta gli imprenditori che si mettono in gioco, ma nella legge di stabilità non c'è un euro per loro. E all'assemblea del CNA dice Renzi: ciascuno di voi sa che partire la mattina al grido "tanto non ce la faremo mai" è frustrante. Chi fa il suo mestiere mettendosi in gioco è un eroe della quotidianità. Sì. Vabbè, insomma, ci sono le novità che appunto porta questa legge di stabilità, che prima si chiamava legge finanziaria, tetto alle pensioni d'oro, fisco amico per i contribuenti, per i contributi dei politici ai partiti, in effetti non capivo, patronato, tagli dimezzati, nuovi parametri, bonus bebè, cambiano i criteri, e l'assegno sarà riconosciuto solo ai nuclei familiari che presenteranno un ISEE non superiore a 25.000 euro, che raddoppia sotto quota 7.000 il bonus bebè. Poi vabbè, ci sono i fondi anti-Ebola, finanziamenti o cosiddetti finanziamenti alle imprese e un po' di cose che vedremo se li attueranno. Le cose positive sono di difficile attuazione sempre per lor signore, le cose invece che ci penalizzano, le cose negative, vengono attuate subito. E poi ancora vediamo i guai del Movimento 5 Stelle, Colle, decisivi grillini in fuga e altri 17 rischiano l'espulsione. Corte serrata di renziani e vendoliani, ma prende corpo l'ipotesi di un nuovo gruppo autonomo di una ventina di dissidenti. Intanto Salvini boccia il nome di Amato. È l'ultimo che voterei. E vediamo un po'. Fico sale in cattedra interrogato dalla nipote di Giubertosi. Vabbè, il giorno dopo la nomina del direttore Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, presidente della vigilanza RAI, è già salito in cattedra e ha rischiato un divertente conflitto di interessi. Vabbè, io dico, ma chi se ne frega. Manifestazione organizzata a Roma, organizzata da Lisa Tsipras, nostalgici e notavi insieme in piazza con le bandiere rosse. Ale. Poi l'errore fatale di Grillo, abbandonare i suoi a Roma. Il leader di un movimento non può pensare di dirigerlo stando in poltrona e manovrando tutti con il computer. E poi così la televisione si è presa la rivincita sulla rete. Il comico ha snobbato l'etere, convinto che da Casaleggio che internet l'avrebbe soppiantato, ma è una tecnologia classista estranea a larga fetta di elettorato e la previsione del guru si è rivelata errata. Vabbè, lasciamo i guai del Movimento 5 Stelle, andiamo a quelli del PD. No, c'è soltanto la Lega è tranquilla da quel che vedo, speriamo che duri. Ovviamente durerà, perché abbiamo visto Forza Italia lacerato al suo interno, con Raffaele Fitto e Silvio Berlusconi che non litigano perché non si parlano nemmeno. Abbiamo visto il Movimento 5 Stelle come va avanti a furia di espulsioni, e poi c'è il PD frantumi sulle primarie con lo zampino di D'Alema, l'ex premier amica Vendola e vira a sinistra, e la disfida interna tra renziani e tradizionalisti si gioca nel voto per scegliere i candidati governatori. La strategia è boicottare i candidati del Premier, che serve a indebolirlo sul territorio. La strategia di D'Alema. Ombre sul Campidoglio, il sindaco di Roma Marino gli ha dato un aiutino chiamando in giunta una deputata. Si tratta qua dell'affare di Stefano, i dossier temuti dai compagni. C'è nel caso di Stefano del PD,
nelle carte anche una laurea telematica comprata. Il deputato del PD Marco Di Stefano, indagato per corruzioni. Dalle indagini spunta anche una laurea che sarebbe stata comprata, lo ripeto così entra bene nella testa di chi ci spia, dalle indagini spunta anche una laurea che sarebbe stata comprata e noi andiamo in pubblicità. Se anche voi siete affascinati dalle sonde spaziali o volete saperne di più sui misteri terrestri ed extraterrestri, non perdetevi la trasmissione Padania Misteriosa di Alfredo Lissoni. Domenica 30 novembre dalle 16 alle 20 su Radio Padania. Ed eccoci tornati in diretta, abbiamo in linea, mi dicono, Massimiliano Fedriga, il capogruppo della Lega Nord alla Camera, e abbiamo anche in linea Alfredo Lissoni. Ciao Massimiliano. Ciao e buongiorno a tutti. In linea, come hai sentito, c'è Alfredo Lissoni, e io do la parola a Alfredo Lissoni per iniziare le domande. Sappiamo che Massimiliano Fedriga ha solo una decina di minuti e poi dovrà andare a votare purtroppo la fiducia, gli articoli sulla l'ex finanziaria che adesso si chiama legge di stabilità. A te Alfredo. Grazie Andrea, buona giornata, un saluto all'onorevole Fedriga. Ecco, Massimiliano, perché la notizia quantomeno per noi oggi è questa, anche se devo dire che i principali media di regime, cioè Rai News e TGcom, hanno parlato di tutt'altro lasciandola fra le ultime notizie. Mi sembra invece che sia fondamentale il fatto che per 3 volte Matteo Renzi ha dovuto blindare il testo chiedendo la fiducia, e per di più è la 31esima volta che chiede la fiducia, quindi stiamo parlando di un governo che è più traballante che mai, o sbaglio? Sì, più che altro è un governo che non vuole porre in discussione i testi, perché ogni volta regolarmente che il Parlamento li analizza, devo dire non soltanto da parte dell'opposizione, la Lega forse è quella che fa più denunce, diciamo, su quello che sta facendo Renzi, ma anche della maggioranza, viene fuori le porcherie che sta facendo Renzi. Aveva presentato questo testo dicendo che avrebbe risolto qualsiasi tipo di problema della tassazione. Scusate, io sento molto male. Sì, c'è un rumore, se il regista riesce a eliminarlo. Ecco, eliminato. No, caduta la linea. Pronto? C'era un rumore di un cellulare che... Ecco, è caduto Massimiliano Fedriga, adesso proviamo a richiamarlo. Evidentemente. Ecco, Andrea, tra l'altro voglio ricordare che appunto alla Camera è recentemente passata anche la terza fiducia sulla legge di stabilità. L'ultima votazione ha dato 346 sì contro 39 no e un'astensione. Ora stiamo aspettando il voto finale, perché oggi pomeriggio il testo passerà, il testo della finanziaria passerà al Senato, entro il 31 verrà approvata, ed è un testo fondamentale perché si occupa di global tax, di lavoro, di pensioni, di imprese, quindi siamo tutti... Ecco, abbiamo in linea Massimiliano Fedriga che... Pronto? 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 Sì, eccoti qua. È caduta la linea, ecco, stavi raccontando appunto delle... Ecco. Sì, dicevo che ogni volta che viene analizzato un testo emergono le balle di Renzi. Anche in questa legge di stabilità sono venute fuori tutta, diciamo, l'inadeguatezza di questo governo e di questo Presidente del Consiglio. Ci aveva raccontato e continua purtroppo a farlo per i cittadini di questo paese di 18 miliardi di taglio di tasse. In realtà è una balla colossale. Faccio l'esempio sull'IRAP, parla di 5 miliardi di riduzione. Questi numeri da dove vengono? Arrivano in parte da riduzioni dell'IRAP che ha eliminato nello scorso anno in modo retroattivo, in parte dall'eliminazione di altri sgravi IRAP su chi assumeva personale con più di 24 mesi di disoccupazione, e arriviamo a circa 2,2 miliardi, quindi ne eliminiamo già 3,8. In più, da questi 2,2 miliardi, se togliamo i 3,3 miliardi che Renzi ha eliminato perché in quanto ha prelevato dal fondo per la diminuzione delle tasse, ci accorgiamo che in realtà sono più 1,1 miliardo di tasse, non meno 5 miliardi. Ha per esempio preso in giro le forze dell'ordine dicendo lui e Alfano
si andava a fare lo sblocco degli stipendi per le forze che tutelano la sicurezza dei cittadini. Non c'è nulla di tutto ciò. Noi lo abbiamo denunciato più volte, c'è precisamente articolo 21,3, visto per smentire con diciamo cose concrete, e dice esplicitamente che per le forze dell'ordine sono bloccati gli stipendi fino al 31 dicembre 2015, ha diminuito il fondo per la famiglia, ha eliminato gli sgravi per il gasolio per il riscaldamento delle aree di montagna, ha diminuito lo sconto sul gasolio agricolo, dal 2016 c'è l'aumento vertiginoso dell'IVA, ha aumentato la tassazione su chi metteva da parte i soldi per la sua pensione con i fondi pensione, ha aumentato il prelievo sul TFR per chi lo ritira prima. Insomma è una legge di stabilità di tasse e basta. Ecco, ma circola sul web l'ipotesi che faranno una legge per cancellare il reato per le occupazioni abusive. È una bufala o gira anche in Parlamento questa cosa qui? No, non è una bufala, semplicemente all'interno di uno di quei 5 svuotacarceri che la maggioranza ha votato in quest'anno e mezzo, una parte con Letta, una parte con Renzi, c'è anche la possibilità di depenalizzare quel tipo di reato. Adesso vedremo i decreti attuativi. Noi l'abbiamo denunciato anche al tempo. Tenete conto che in questi svuotacarceri c'è anche per esempio diciamo per il piccolo spaccio, ovvero per chi spaccia poco non va più in galera. Queste sono le misure che ha messo Renzi le sue, anche per chi occupa le case. Purtroppo è un governo che alla prova dei fatti ha voluto tutelare chi i reati li commette, chi appunto occupa le case, chi spaccia la droga, e invece se ne è fregato dei cittadini onesti, non mettendo in campo nessuna vera misura economica per andare ad affrontare la crisi. Ricordo che i dati di ieri ci raccontano che abbiamo il 3,2% di disoccupazione, il dato più alto da quando sono iniziate le rilevazioni storiche sulla disoccupazione del nostro paese. Renzi ha liquidato questa cosa dicendo sì, vabbè, ma non è un dato significativo. Insomma, in realtà è un dato che fa tremare i polsi, perché fa emergere il dramma nel quale stanno vivendo i nostri cittadini, e anche l'inadeguatezza di questo governo che non affronta e non ha messo in campo nessuna misura per andare a dare risposte a chi vive questa crisi economica. Noi per quello lo contestiamo, non vogliamo fare l'opposizione a priori, però siamo costretti a fare una forte opposizione perché questo governo è assolutamente lontano dalle necessità delle persone. Pensiamo che in questo momento i principali temi che tratta Renzi, anche devo dire, e di questo me ne dispiace, buona parte dell'opposizione, all'esclusione della Lega, sono la legge elettorale e le cosiddette riforme, che non sono le riforme vere del lavoro, della tassazione dell'impresa, ma sono le riforme per come stabilirsi meglio le poltrone. Ecco, Andrea, abbiamo una telefonata per l'onorevole Federica. Pronto? Buongiorno e buona Padania, sono Maurizio da Bustorsizio. Innanzitutto complimenti per la sua attività che svolge in Parlamento. Volevo solo fare questa domanda, ma visto che il governo Renzi sta favorendo tutti questi atti illeciti, perché comunque lo spaccio della droga, l'occupazione fino io mi ricordo quando ero bambino, è una cosa che non si faceva e forse non si dovrebbe fare neanche adesso. Non è un governo anticostituzionale? Grazie mille, all'ascolto per radio. Guardi, la Costituzione è quella che loro vogliono difendere a tutti i costi, di cui si riempiono la bocca, l'hanno sovvertita più volte anche nell'attività del nostro Parlamento. Infatti quando noi chiediamo che all'interno delle Camere ci possa essere una discussione approfondita, non è perché ci divertiamo o dobbiamo difendere qualche privilegio del parlamentare di cui ci interessa poco, anzi siamo quelli forse che sono battuti per eliminarne di più, ma è proprio per riuscire a correggere, migliorare e magari eliminare queste, diciamo, nefandezze, scusate la parola forte, ma è un dato oggettivo che porta avanti questo governo. Purtroppo invece c'è una totale sudditanza anche di quella parte della cosiddetta minoranza PD e ripeto anche di una parte dell'opposizione a Renzi. Di questo ci rimettono i cittadini. Abbiamo visto il teatro che hanno fatto sull'articolo 18, articolo 18 sì, articolo 18 no, con sindacati, minoranza PD ed altro. Il risultato che stavamo parlando di un disegno di legge delega che mette 0 euro a favore del lavoro. Quindi è chiaro che palesemente
abbiamo in questo decreto, in questo disegno di legge delega, solo due cose concrete. Uno, l'eliminazione delle detrazioni per i familiari a carico, vuol dire si vanno a colpire le famiglie più in difficoltà, quelle dove lavora un solo componente e magari hanno anche redditi bassi, e la diminuzione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali. Pensiamo, abbiamo avuto quest'anno il massimo del numero di ore di cassa integrazione, abbiamo aziende che chiudono, 1000 nuovi disoccupati al giorno. Cosa pensa di fare il governo Renzi? Andare a diminuire le risorse per gli ammortizzatori sociali con la scusa: daremo ammortizzatori sociali a tutti. È una balla colossale, perché ha messo è vero che ha ampliato la platea, ma ha diminuito le risorse. Il risultato non avrà niente nessuno, o pochissimo. Grazie onorevole Federica, buona giornata. A voi, buona giornata. Andrea, se sei d'accordo potremmo collegarci direttamente con la Camera, perché in questo momento ci sono i nostri, c'è Marco Marcolin, che stanno facendo opposizione al governo Renzi, per sentirne un pezzettino. Assolutamente sì, colleghiamoci. Collocati in mobilità in caso di fallimento dell'impresa e che maturino i requisiti entro 36 mesi dalla fine del periodo di mobilità. Il personale ferroviario e marittimo, i cosiddetti quindicenni, già soggetti rientrati nelle deroghe, di cui l'articolo 2 della comma 3 della legge, appunto, della legge 92. Il rappresentante del governo, nella persona del sottosegretario Bobba, poi, nella seduta della commissione del 24 giugno scorso, durante l'esame parlamentare del provvedimento relativo alla sesta salvaguardia, aveva preannunciato soluzioni strutturali e definitive nella legge di stabilità. Nulla al riguardo invece contiene il provvedimento in esame, a testimonianza delle false promesse di questa maggioranza governativa e della mancata volontà di assumersi la responsabilità politica della vicenda. Quindi noi con questo ordine del giorno vorremmo impegnare il governo in una data certa, che entro 3 mesi proprio entro 3 mesi proprio dall'entrata in vigore di questa legge venga data soluzione a questo problema annoso, dove tutti ne parlano ma nessuno ha il coraggio di dare una svolta definitiva. Grazie. La ringrazio. È scritta a parlare l'onorevole Borghesi, che illustra l'ordine del giorno. Me lo dice lei, onorevole Borghesi? Sì, va bene. 67. Bene. Ok, grazie Presidente. Con questo ordine del giorno vorremmo incentrare l'attenzione su quelle che sono state alcune purtroppo calamità naturali che hanno investito il nostro Paese. Infatti con il disegno di legge che appunto verrà votato qui oggi sulla formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato, vediamo che la legge di stabilità interviene, tra le altre, sulle misure adottate in seguito al terremoto registrato in Emilia nel maggio del 2012. Purtroppo, come dicevo, delle altre calamità naturali hanno investito il nostro Paese negli ultimi mesi, in regioni come la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, la stessa Emilia-Romagna, la Toscana, il Veneto e il Friuli, provocando vittime, devastazione, disperazione e tutta una serie di fermi e di danneggiamenti alle attività economiche e produttive. Il governo purtroppo vediamo che al di là delle promesse ha adottato al momento solo alcuni provvedimenti minimi per venire incontro alla drammatica situazione degli operatori che hanno perso tutto e non sono in grado al momento di ricominciare. Provvedimenti minimi che prevedono solo la sospensione di versamenti tributari fino al 20 dicembre del 2014 e solo limitatamente ad una ristretta lista di comuni colpiti da questi eventi calamitosi. A nostro modo di vedere, occorre adottare delle misure efficaci per permettere alle attività produttive operanti in queste aree di potersi riorganizzare, fungendo poi da traino per la ripresa delle intere aree di cui fanno parte. Quindi con questo ordine del giorno noi da un lato vogliamo mettere in evidenza che il governo non ha ancora dato delle risposte concrete e reali a tutte quelle situazioni di calamità naturale, a tutte quelle situazioni di danneggiamenti e di problematiche che ne sono derivate, soprattutto appunto per quanto riguarda quelle che sono le attività produttive delle nostre imprese che o sono state costrette a chiudere oppure sono state gravemente danneggiate e non hanno potuto continuare nel pieno della loro attività. A nostro modo di vedere serve che il governo
ampli queste misure e dia delle risposte concrete a tutte le imprese, a tutte le aree che sono state colpite dagli eventi calamitosi. Con questo ordine del giorno noi vorremmo istituire delle zone franche per una durata di 5 anni che prevedano per tutte le persone fisiche e giuridiche residenti su tali territori l'esenzione dai versamenti fiscali e contributivi e la cancellazione di tutte le cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, nonché semplificazione di adempimenti burocratici, compresa l'esenzione dalla presentazione del DURC per tutte le finalità per le quali tale documento è richiesto. Ed eccoci tornati in studio, abbiamo sentito 2 interventi dei parlamentari della Lega Nord, ne seguiranno altri perché la Lega è l'unica opposizione a questo governo Renzi, bisogna dirlo chiaramente, in attesa delle vostre telefonate. Alfredo Lissoni. Sì, Andrea, cara Grazia, che appunto ci siamo noi che ci ricordiamo delle persone che stanno avendo tutta una serie di disagi, perché è vero, Renzi che cosa ha fatto? In buona sostanza dice va bene, per questa volta non pagherete le tasse, non è rivolto a tutti ma solo a determinate categorie. Intanto a me risulta che in Emilia Romagna siano arrivate le cartelle di Equitalia, in Liguria sono arrivate delle bollette dell'acqua bestiali perché la gente che ha dovuto ovviamente ripulire il fango per tutti i danni delle esondazioni, adesso si è trovata questa ennesima beffa. Renzi, ecco, certi governi, diciamo così, che magari sono molto solleciti nel mandare soldi in giro quando si tratta di altri, per la devastazione che ha colpito il nord non ha fatto un bel niente. Senti, ricordiamo anche il numero di telefono per intervenire, che sì, è lo 0266203529. E poi una domanda la facevo io a te, perché questo Renzi che sembra sempre di più il padrino, oggi ok, si vota la legge di stabilità, ha già mandato i primi 3 ultimatum, uno ai suoi del PD dicendo che nel PD ci sta chi ci vuol stare, come dire chi non è con me fuori dalle scatole. L'altro ai sindacalisti che in pratica ha detto la CGIL non ci fermerà, il terzo a Berlusconi gli ha dato uno stop dicendo prima la legge elettorale poi Napolitano, che tra l'altro la legge elettorale mi sa che può essere proprio il nodo, il cavillo dove potrebbe persino saltare il governo, perché chiaramente Renzi cerca di farsela un pochino a modo suo la legge elettorale, dando il premio non più alla coalizione ma al singolo partito, perché ovviamente in questo momento è lui che ha più voti di tutti. Non so cosa ne pensi. Ma sì, Renzi sta barcamenandosi, ovviamente ha paura. Allora, il vero problema per Renzi è la Lega Nord, questo è chiaro, almeno secondo me. Perché? Perché col successo della Lega Nord alle elezioni dell'Emilia Romagna, questo successo è stato un forte segnale per Berlusconi e anche per Renzi, perché se la Lega Nord supera Forza Italia nei consensi, è non soltanto un problema di numeri per adesso, ma è un problema di, così chiamiamolo fra virgolette, culturale, o comunque che può diventare massa critica, diventa il problemone per Berlusconi, per Renzi, perché a quel punto di Berlusconi si deve smarcare da Renzi, per questo il suo problema, ha delle forti pressione e lacerazioni interne, quindi se Renzi perde Berlusconi addio fichi. Non ci sono neanche i numeri sulla fiducia al Senato, questo è, quindi Renzi deve barcamenare e insomma qualcuno dice che scendono in campi anche i giudici e stanno risfoderando l'affaire Ruby. Ecco, abbiamo 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dirvi, io vi ammiro, vi apprezzo moltissimo e ho molta ammirazione anche per Salvini, vi auguro con tutto il cuore di riuscire, però c'è una cosa che mi lascia molto perplessa. Il nostro mercato è completamente in mano ai cinesi, ve ne siete resi conto? Sì. Guardi, dal parrucchiere ieri c'erano almeno 30 persone. Guardi, non è che ve lo dico per dire, no, è la realtà. I negozi di cinesi proliferano e sono sempre pieni, gli altri io li vedo vuoti. Voi dovete rendervi conto, cioè noi tutti, che praticamente abbiamo messo il mercato in mano agli stranieri. Adesso sarà molto difficile ritoglierlo. Grazie signora. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buondì. Posso parlare? Sì, in diretta. Andrea? Sì. E c'è di Sogni dall'altra parte. Intanto auguri per oggi. Grazie. Che è Sant'Andrea. Grazie. Ascolta, io ho sentito Berlusconi ieri, ma è così arrabbiato con Salvini che
Salvini non dovrebbe più nemmeno parlargli, gli ha dato dell'attacchino, lui non parla con gli attacchini che vanno in giro a mettere i muri, con la gentaglia, insomma, che pulisce i gabinetti, che fa quelle cose lì, lavori umili. Lui non parla solo con la sua elite. È caduta la linea. Sì, in effetti Berlusconi, secondo il giornale, ha detto questo. Probabilmente prima ha detto che Matteo Salvini è un goleador, poi dice un attacchino, confonde fra attaccante e attacchino probabilmente. Comunque Berlusconi faccia il buffone sulle navi adesso, se dobbiamo parlare. E poi almeno io sono fiero di aver fatto anch'io l'attacchino per la Lega e di essere rispondere nel mio piccolo agli ascoltatori di Radio Padania. Alfredo. Sì, ma allora per quanto riguarda la Cina voglio ricordare che è stata la Lega l'unica da sempre che diceva attenzione, mettiamo dei dazi, era già Bossi che lo diceva, ricordo Beppe Grillo che ancora non era sceso in politica, dei suoi spettacoli a Genova ci sfotteva, Bossi, Calderoli, i dazi, dicono, con i dazi non si fa niente, bisogna esportare i diritti, si vede come sono sensibili al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani in Cina, quindi noi è da una vita che lo diciamo, quindi sono gli altri che non l'hanno capito. Sul discorso attacchini mi sembra che Berlusconi che dice Salvini è un bravo goleador, io però posso fare quello che dirige, mi sembra che se la canti e se la suoni da solo, così come faceva da giovane quando suonava nelle navi, quindi direi che più di tanto non... Giusto, è vero, mi sono confuso, no? Non faceva faceva il chansonnier. Capito? Pronto? Ciao ragazzi. Ciao Marisa. Allora, io preferisco l'attacchino che lui, che ci copia tutto quello che facciamo noi, che le tasse devono abbassare, che poi l'Europa deve fare 2 monete e via discorrendo. Io mi chiedo solo come facciamo ad andare con quest'uomo, ragazzi? Io lo chiedo a Salvini se mi ascolta, no, io mi sento triste stamattina, sono andato a prendere la Padania e ce n'era una sola perché ne sono arrivata appena 2. Adesso io scendo, c'ho una piccola dove si vende il giornale, vado a vedere se ne trovo un'altra e me le tengo come se fosse una reliquia. Ma quello lì noi non dobbiamo più ascoltarlo, quello è un serpente a sonaglie, ragazzi. Ciao e buona Padania e speriamo che il giornale ritorni. Ciao. Grazie Marisa. Pronto? Sì, buongiorno. Senta, io invece vorrei puntare sui giornalisti del Fatto Quotidiano. Allora, il signor Scanzi, cosiddetto giornalista, è di una cattiveria quando ha parlato contro Salvini, che è una cosa pazzesca. Il sabato è stato intervistato dalla Gruber e c'era quello che era stato espulso del Movimento 5 Stelle. Allora, invece che dare colpa a Grillo per le espulsioni, ha dato la colpa a una cosa assurda, a quello che è stato espulso. Allora guardi, io dico che la credibilità di questi giornalisti è pari a 0 e non bisognerebbe neanche guardarli in faccia quando si presentano davanti a Salvini. Grazie, buongiorno. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Andrea, sono Sino da Milano. Ciao. Guarda, quasi mi sento discriminato perché io faccio l'attacchino, faccio il gazebista, faccio il banchettista. Cosa devo fare con questo signore? Vabbè, comunque, ascolta un po'. Ma lui voleva dire attaccante, in confusione mentale. Ho capito, da bambino facevo l'attaccante, però dopo mi hanno licenziato. Che dire cosa, a parte tutto quanto, perché vedo che gli ascoltatori della Padania sono abbastanza oculati. Noi siamo oggi, a proposito di Gazebi, in Viale Gorizia, angolo Zaia Naviglio Grande, Pavese, proprio dove c'è un caratteristico e antico panificio, forse uno dei pochi superstiti. Chi vuole venire a trovarci dei militanti, a farci compagnia, anche non militanti, che ci fa sempre proprio così, possiamo sempre confrontarci nella pubblica piazza. E insegna a attaccare i manifesti. Sì. Ascoltami, io la domenica scorsa la battuta non era riferita a te il fatto di confronto, perché il confronto con ma non è un problema. No, è un problema perché magari sai chi riceve il messaggio lo riceve un po', lo capisce in un modo diverso, non lo capiamo perché le battute ce le abbiamo. Comunque il confronto va benissimo con Cofari
vanno bene tutti i confronti radiofonici, perché senza confronti non si fa nulla, altrimenti si fa i solitari, no? Single, solitari. Vabbè, è la stessa cosa. Va bene, grazie. Buona giornata a tutti. Grazie ciao. a te. Pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Prego Marco. Io vorrei puntare l'attenzione di chi ci ascolta su una cosa che è successa negli ultimi 10 anni, quando da allora ci hanno fatto passare i media nazionali, servi naturalmente del potere, che dell'inutilità della politica, che la politica non serviva più a niente perché non era più in grado di dare risposte ai cittadini, e quindi si sarebbe dovuti andare verso, cosa che sta succedendo, il governo dei poteri forti, i tecnici e via discorrendo. Effettivamente la politica per molti anni ha smesso di dare risposte, o perlomeno la grande politica nazionale. Poi a un certo punto noi della Lega, che ci siamo sempre impegnati a dare risposte, finalmente abbiamo trovato il modo giusto per fare percepire ai cittadini che invece qualcosa di diverso c'è. Non è un fenomeno immarcescibile e praticamente impossibile da fermare quello che sta succedendo. Quindi la politica, quella fatta bene, quella con le idee, è quella che stiamo portando avanti noi, e finalmente sembra che la gente riesca a capire. Quindi a questo punto, e poi chiudo, io faccio un appello a tutti. Ricordiamoci quello che dice Giorgio Gaber: libertà e partecipazione. I cittadini devono ritornare ad appropriarsi della politica, impegnarsi in prima persona. C'è chi lo fa ad alti livelli, come chi è in Parlamento, come chi è nelle regioni, come chi è nei comuni, e c'è chi lo fa anche per strada. Torniamo tutti quanti a fare il gazebo. Noi non abbiamo mai smesso, però i cittadini devono tornare nel loro piccolo a fare politica, a spiegare, a impegnarsi a capire quello che è il progetto della Lega, che è un progetto alternativo al sistema che ci vuole tutti schiavi, e quindi io mi auguro che sempre più persone si impegnino in prima persona e partecipino al progetto per un mondo diverso da quello dei poteri forti, da quello del grande capitale, che è quello che ci fanno vedere oggi. Grazie, ciao a tutti. Grazie a te. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno ancora, sono Daniela. Volevo ricordare 3 promesse di Berlusconi. Lui ha detto che era un anticomunista, non sarebbe andato mai con i comunisti, è al governo col PD. 2, l'Italia, ci penso io, i miei figli, i miei amici, eccetera, l'Italia è stata venduta alla Turchia, alle linee lì, all'Arabia Saudita. 3, a cosa avevo detto in Tunisia? È andato: ragazzi, venite in Italia, vi diamo posto, case, lavoro, eccetera. Ragazzi, ma ci rendiamo conto chi è Berlusconi? Se vogliamo perdere ancora le elezioni dopo la fatica che fa Salvini e tutti voi del direttorio che l'avete fatta salire la Lega, pensate bene come andremo a finire. Grazie, buona giornata e viva la Padania. Grazie a te. Alfredo. Sì, ma molto velocemente io mi sento fiero a questo punto di far parte di un movimento di attacchini, perché noi con 100-200 attacchini riusciamo ad avere molti più voti e consensi di una Forza Italia che ha a disposizione 4 televisioni nazionali, quindi capisco che a Berlusconi roda moltissimo. Per rispondere a Marisa, come facciamo ad andare con quest'uomo? Ecco, le cose sono cambiate. Non siamo noi che stiamo andando con quest'uomo, ma è quest'uomo, anzi il suo elettorato, che deve, se vuole, viene con noi, perché sono loro che stanno perdendo tremendamente consensi, mentre la Lega è in continua ascesa. Il Fatto Quotidiano, signori miei, loro stanno cercando una nicchia di elettori e li cercano chiaramente tra i grillini. Infatti in Regione Lombardia spesso c'è il direttore del Fatto, Peter Gomez, che organizza col Movimento 5 Stelle degli incontri pubblici, quindi non mi meraviglio. E a questo punto non possono più sfottere o prendere di mira più di tanto Berlusconi, anche perché oramai è tutt'uno con Matteo Renzi, se la prendono col vero movimento, col vero partito che è pericoloso, e che è la Lega Nord. Quindi non mi stupisco di tutto quello che sta succedendo. E sui poteri forti, ma pubblicità? Se anche voi siete affascinati dalle sonde spaziali o volete saperne di più sui misteri terrestri ed extraterrestri, non perdetevi la trasmissione Padania Misteriosa di Alfredo Lissoni. Domenica 30 novembre dalle 16 alle 20 su Radio Padania.
Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Difficile spiegare ai figli le ragioni di una separazione. A volte sono troppo piccoli loro, a volte troppo grandi le ragioni. Ancora più difficile è spiegare perché ci sono meno soldi. Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati da poco e in difficoltà, contribuendo con 400 euro al mese fino a 6 mesi. Per saperne di più, chiedi alla tua ASL. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti! Mondoflex. Mondoflex. Reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù per non cadere più. www.gmg-srl.net. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Facciamoci un caffè padano, signori, di quelli buoni, profumati, con un aroma che non aroma che non se ne va mai via. Il caffè padano da chi è prodotto? Da lui, Giampaolo, buongiorno! Buongiorno a tutti, è prodotto veramente in Padania, un prodotto made in Veneto, ma attenzione, una cosa importantissima, chi beve caffè padano, non dimentichiamo che sostiene Radio Padania, questa è la prima cosa importante perché dovete fare subito l'800 22 20 20 e grazie a Radio Padania e al caffè padano oggi per chi telefona con la prima fornitura di caffè, la macchina da caffè interamente prodotta in Padania vi verrà consegnata gratuitamente, per cui andiamo a risparmiare le 80, 100, 150 euro che costano mediamente le macchine fuori. Ma la cosa più bella è che abbiamo 22 qualità di prodotto, dai caffè aromatizzati alle tisane al caffè, ve lo faremo degustare e lo porteremo nelle vostre case, questa è la cosa importante. Ma in più dovete sapere che chi beve caffè quotidianamente è passata l'epoca in cui si diceva che il caffè fa male, perché da uno studio recente fatto dall'Università di Padova si parla che il caffè fa bene al fegato, fa dimagrire, serve per la circolazione, per cui beviamo il caffè padano perché oltre a dare un sostegno, una mano alla nostra meravigliosa radio, facciamo qualcosa anche per la nostra salute. E allora chiamiamo subito l'800 22 20 20 perché per i veri padani il caffè padano non può mancare nelle nostre case. E poi Sammy, tu che tutti i giorni ormai da un paio d'anni bevi il nostro caffè, vorrei sapere le persone che vengono in studio cosa dicono del nostro caffè.
Sono sempre felici, è la prima cosa che ci chiedono, ma noi lo ricordiamo sempre, signori. Se non avete ancora assaggiato il caffè padano, venite a trovarci negli studi di Milano di Radio Padania e quando entrate, dopo averci dato la mano, ci chiedete il caffè padano. Vedrete che squisitezza. Grazie Giampaolo! Un saluto a tutti! Ed eccoci tornati in diretta. Andrea Ancona in studio, Alfredo Lissoni in collegamento. Abbiamo 2 telefonate. Una telefonata, mi sa. Sì, pronto? Pronto? Carissimi amici vicini lontani, buona Padania. Volevo dire che sono Giorgio da Sesto. Ecco, adesso che purtroppo la Padania non può più uscire, penso che l'unico mezzo per arrivare a chi ha bisogno di un aiuto e fare politica debba essere appunto la nostra radio, che credo debba essere potenziata ovviamente con dei programmi, magari seguendo determinati orari come il sabato e la domenica, dove la gente ovviamente è a casa e ha più tempo per poter seguire e magari ricevere i suggerimenti e gli aiuti e chiaramente le informazioni che devono, perché tutta la pubblicità che fanno politicamente la RAI e Mediaset va a nostro discapito. Infatti il nuovo partito Povera Italia di Berlusconi ci farà passare dei brutti tempi, ovviamente con della politica sbavata. Quello che mi dispiace è purtroppo perdere il bagnino di salvataggio Alfano, che adesso mi sa che è senza lavoro oppure ha un lavoro ridimensionato. Però quello che appunto volevo dire precedentemente, la radio deve diventare un mezzo importante per poter arrivare a tutti e far sapere quella che è la verità e soprattutto quello che è il nostro proposito. Buona Padania, vi abbraccio tutti. Grazie, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, permetto che non sono un elettore Lega, ma mi fa molto piacere che la Lega cresca, perché qualunque movimento / partito sia in viso ai poteri forti è sicuramente dalla parte del cittadino. E questo quindi non è che altro che positiva la cosa. Una cosa io dico, secondo me di tutti questi movimenti invisi non passa molto della comunicazione, nel senso, purtroppo la gente non si accorge o non è informata e fatica a passare il discorso di quello che effettivamente sta accadendo. Faccio dei velocissimi esempi. Eurogenfor è una forte polizia, tra virgolette, europea, con sede casualmente a Vicenza, a ridosso delle caserme NATO americane, non è soggetta a nessuna giurisdizione. Tradotto, ti possono piantare una palla in testa, l'hanno fatto nel corso di un'operazione, ergo non c'è processo né niente, ti tiene la palla in testa. E se sei scomodo qualcuno del Bilderberg, quella fine la fai. Seconda cosa, dei vari movimenti di opposizione a questa Unione Europea ed Euro, negli altri paesi non passa assolutamente nulla. Allora io mi chiedo, visto e considerato che fortunatamente esiste ancora web, per quanto ogni 3x2 provino ad attaccarlo, se nella comunicazione quella proprio a volantinaggio, quindi che va in mano a chiunque, quindi che soprattutto gente che non milita, non sarebbe opportuno mettere tutta una serie di riscontri oggettivi in cui possono mettere il cittadino può rendersi conto semplicemente mettendosi davanti a un computer di quello che sta accadendo, della serie Eurogenfor è questo, 2 punti. Link alla scusa, però scusami, dobbiamo tagliare perché abbiamo molte telefonate in linea. Mi raccomando, telefonate brevi perché molti sono in attesa. Abbiamo in linea Matteo Salvini. Ciao Matteo. Ciao Andrea, buona domenica. Allora, prima domanda faccio io, poi con tutto per gli ascoltatori. Racconta un po' di questa giornata lionese. Ma un clima molto positivo dentro, nel senso che per qualcuno, torno all'ascoltatore, c'era il peggio dell'Europa, c'erano i leghisti, c'erano i francesi, c'erano i russi, c'erano gli austriaci, gli olandesi, i bulgari, la Repubblica Ceca, ma c'era gente che vuole un'altra Europa, che vuole azzerare questa Europa fondata sul profitto, sul mercato, sul business, sulle banche,
e sui vincoli che ci stanno massacrando, un'Europa invece che torna a essere fondata sul lavoro e sull'uomo, soprattutto sui diritti sull'uomo, sul diritto a lavorare, a essere felice e avere un futuro dell'uomo. Quindi sono molto contento perché la Lega è parte di questa comunità, di questa alleanza. Solo un anno fa, di questi giorni, si parlava del funerale della Lega sui giornali. Adesso le nostre idee sono accolte, sono applaudite, sono seguite in buona parte d'Europa e quindi ne sono assolutamente felice. Sì, soprattutto in ambiti impensabili. Allora ti passo le telefonate. Pronto? Pronto? Pronto, ciao, sono Paolo dal Lombardo Veneto, da Verona. Prego. Ascolta, stamattina ho sentito a Radio Padania una notizia che mi sembra molto interessante, cioè che il premio Nobel per la genetica, sì, praticamente per quello che per delle cose che ha detto è stato accusato di razzismo e quindi è stato messo all'indice e quindi sta passando un brutto quarto d'ora. Questo mi ricorda un precedente storico, cioè Stalin ai tempi dell'Unione Sovietica aveva fatto una strage di scienziati genetisti perché i risultati di questi scienziati evidentemente non corrispondevano, diciamo, ai suoi pregiudizi ideologici, mondialisti e internazionalisti. Allora qua c'è un problema di rapporto tra scienza, tra gli scienziati e l'ideologia illuminista. Sì, va bene, grazie. Raccomando telefonate brevi. Pronto? Sì, ciao, sono Stefano da Besozzo. Allora, tutta la settimana abbiamo sentito dei sondaggi su Radio Padania, va bene, per sapere se Berlusconi può rientrare in un'alleanza con noi. Ieri sera Berlusconi ha detto il Job Act non va assolutamente bene, ma noi lo votiamo. La risposta è tutta lì. Ciao. Ciao, a un'altra telefonata, poi le risposte di Matteo Salvini. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere, Matteo Renzi ha detto che rimarremo lì, che rimane lì fino al 2018. Volevo sapere qualcosa, se la Lega ha intenzione di farlo rimanere lì fino al 2018. Grazie Matteo. Andiamo con ordine, sì, rapporto fra scienza e potere, ma stiamo vivendo un momento di assoluta democraticità, manca libertà, manca democrazia. Se dici qualcosa fuori posto sull'Islam, sull'omosessualità, sull'immigrazione, sei omofobo, sei islamofobo, sei razzista. Veramente mi sento parte di una comunità che resiste, perché in questo momento se usi l'avverbio sbagliato al momento sbagliato rischia addirittura un processo. Quindi ragazzi, tener duro, perché le parole hanno un senso e soprattutto il futuro è quello che disegniamo noi. Il futuro non è quello dell'Unione Sovietica Europea. Mi piace il paragone con Stalin. A Bruxelles ci sono dei sovietici, ci sono tanti, troppi uomini che lavorano solo per interesse, fregandosene della verità e degli altri cittadini europei. Quindi è il momento in cui resistere e partire il contrattacco. Berlusconi, non mi appassiona il discorso alleanze sì, alleanze no, con chi, perché, mi appassiona per fare che cosa, su quali progetti. Se Berlusconi sui temi a noi cari, euro, Europa, immigrazione, federalismo, famiglia, tasse, non è d'accordo con noi, c'è poco da fare. Per quanto riguarda Renzi, la Lega ha 35 parlamentari su 900, quindi purtroppo non sta solo a noi decidere se e quanto dura. Io penso che neanche lui ci creda al fatto che va avanti fino al 2018, perché non è tanto la politica quanto l'economia che lo sta condannando. Sono usciti i dati sulla disoccupazione. Mai nella storia della Repubblica Italiana, da quando esiste l'Istat, c'è stato un tasso di disoccupazione così alto. Quindi vuol dire che Renzi sta facendo esattamente quello che stava facendo Monti. Renzi è la coppia più giovane, più sorridente, più arrogante di Monti e penso che durerà ancora poco. Però ti ricordo che sei passato da attaccante a attacchino, adesso. Vabbè, ma per me essere attacchino è motivo di orgoglio. Esatto. Berlusconi ha detto che Salvini è bravo a comunicare perché ha passato 10 anni a rispondere alle telefonate su Radio Padania Libera. Se pensa di farmi un dispiacere dicendolo, invece mi regala 10 anni di emozioni. A proposito di emozioni, ieri mi è costato scrivere da Lione le 15 righe di Arrivederci sul quotidiano La Padania, perché ho iniziato a scriverci fin dal primo anno con il direttore Luca Marchi
ed essere costretti dopo 17 anni a sospendere la distribuzione nelle edicole perché il governo ha sostanzialmente azzerato tutti i fondi per l'editoria, mi ha fatto riguardare indietro a questi 17 anni che mi hanno dato tantissimo e mi hanno fatto crescere tantissimo, quindi quando chiude una voce non è mai una buona notizia. Ce la metteremo tutta per tornare a parlare, a stampare quantomeno online il prima possibile. Sì, altre due telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io? Sì, prego. Ciao Matteo. Volevo dire, senti, io sono un semplice elettore della Lega, mi chiamano la Valtellina, no? Non sono un militante. No? Volevo dire, visto che mi hai abbastanza sorpreso per come poi stai facendo, no? Mi hai sorpreso, devo essere sincero, no? Non pensavo fossi così valido, no? Volevo darti un consiglio, se posso permettermi, no? Prima di, non so i tuoi programmi quali siano, ma prima di farti massacrare, magari cercando cariche un pochettino più prestigiose, così, secondo me una persona come te dovrebbe prima fare il sindaco di Milano, che penso che sia veramente penso che se tu dovessi candidarti, non so se le tue intenzioni, penso che sicuramente te lo farebbero fare, perché penso che facendo il sindaco di Milano potresti veramente dimostrare, visto anche i tuoi precedenti del fatto che vai in mezzo alla gente, eccetera, di tutte le tue cose, potresti veramente dimostrare parecchio prima di fare altre cariche magari a cui magari potresti ambire, che magari poi pensi in media come ti massacrerebbero, eccetera. Non so se è la tua intenzione farlo. Ciao, grazie, ciao. Pronto? Pronto? Sì. Senti, no, Salvini? In linea, sì. Ok, sì, ok. Salvini, io direi che proprio è stato un bel allenamento quello del Radio Padania, perché io ti seguo da tanto. Hai ragione, condivido quello che hai detto te, che fa crescere molto, però Milano non penso proprio che sia il caso, non merita con tutti sì, è bello che qualcosa si faccia per Milano, però Milano non penso, penso che devi andare un po' più alto. E in ogni caso sta di fatto che secondo me il discorso è che in pratica quello che stai facendo in Europa è importantissimo, perché l'Europa e in genere anche il BRICS stanno tagliando l'erba sotto i piedi all'euro. L'euro è ormai una moneta morta e vai avanti così che, guarda, è la strada giusta, perché l'unione fa la forza, i russi anche se sono un po' lenti a capire le cose, ma adesso sta muovendosi. Grazie, vai avanti così che va bene, e non buttarti su Milano, perché guarda, hai buttato via il tempo. Ci sono un mucchio di gente che ti frenerebbero in ogni caso. Salve. A te, Matteo. E vedi quanto è bella Radio Padania, due teste, due pensieri completamente diversi, ma di mezzo c'è sempre la scelta dei cittadini, ci sono gli elettori, è Renzi che sta facendo il Presidente del Consiglio senza essere eletto. Qualunque cosa uno voglia fare, dall'amministratore di condominio al sindaco al Presidente della Repubblica, deve essere eletto. Milano io ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel sangue, ce l'ho nelle scarpe, è la mia città, come per tutti gli ascoltatori in questo momento sintonizzati, a prescindere da dove, dalle loro idee politiche, la loro città è la più bella e quella a cui sono più legati al mondo. Mi piacerebbe un giorno fare il sindaco, se la gente lo volesse. Non so se questo giorno sia vicino o sia lontano, non so se ci saranno altre richieste a carattere nazionale. So che non dobbiamo montarci la testa a nessuno, so che i sondaggi li dobbiamo solo sbirciare, ma non ci devono far perdere la voglia di faticare, di lavorare, di fare il gazebo, di essere in mezzo alla gente, di fare proposte di legge, di fare emendamenti, di andare in consiglio comunale. Quello che farò lo farò se sarà utile al movimento e alla nostra gente. Quindi non ho idea di che cosa succederà domani. So che siamo in campo, visto che parlo ormai di metafore calcistiche, so che ci stiamo giocando una bella partita, ovviamente rischieremo, perché quanto più alzi la testa, quanto più cresci, quanto più vinci, quanto più ti aspettano dietro l'angolo, perché questi signori ovviamente non vogliono che gli si rompa il giocattolo in mano, quindi aspettatevi, aspettiamoci incursioni di ogni genere, dalla magistratura a certo giornalismo a qualsiasi altra cosa, ma stiamo in giro a testa alta, abbiamo la coscienza pulita, quindi non ho preoccupazioni di nessun tipo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giuseppe dalla provincia di Lecco. Complimenti Matteo per tutto quello che stai facendo. Assolutamente no, sindaco di Milano, io direi un braccio
di forza con Vaia, che è l'altro gioiello che abbiamo qui al nord, assieme a livello nazionale, poi creando un nuovo movimento. Però volevo dire un'altra cosa, Matteo, la questione dell'euro. Allora, il peccato originale è stato quello di collocare anche i paesi meridionali al cambio che oggi ha, e ne paghiamo ora le conseguenze. Un grande economista tedesco che oggi è morto diceva che per uscire dalla crisi bisognerebbe abbinare all'euro ancora la valuta dello stesso paese. La valuta, per esempio, introducendo di nuovo la lira, farebbe da cassa di risonanza in base ai bilanci fatti nel nostro paese positivi, e quando si comprerebbe euro sarebbe un sistema di gold standard. Tu non hai i numeri in senso federale. Se gli stati con i loro bilanci, con la loro valuta, riescono a economizzare bene, compreranno l'euro a un prezzo inferiore e saranno avvantaggiati. Ok, andiamo avanti, altre 2 chiamate, mi raccomando il dono della sintesi per accontentare il più possibile gli altri ascoltatori. Pronto? Sì, bastava ascoltare Bossi 20 anni fa per via della doppia moneta, e anche insistete sempre in televisione dappertutto che Fiscal Compact la Lega non l'ha votato nel MES, nel patto di bilancio, e spero che non voti nella faccenda dell'America che deve importare tutto qui da noi, che non mi ricordo come la sigla. E per il fatto della radio, lo sai che tutte le radio dei centri sociali hanno cambiato la ragione sociale, cioè non fanno pubblicità, però è una onlus dove loro fanno cosa sociale e informano la gente come si deve, e non pagano manco le frequenze, penso. Magari sarebbe un metodo per la nostra radio, nel senso che hanno tutto, in tutta Italia ce le hanno queste radio, poi c'è Radio Onda d'Urto che sta inculcando l'odio verso la Lega e con gli stranieri, perché li fanno parlare anche la radio nella loro lingua, così non si capisce quel che dicono. Bene, avanti con le telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Salvini, ho piacere di parlare con lei, che è la prima volta. Volevo dire, lei è molto grande, sente, stamattina nella rassegna stampa c'è stato tutti i giornali, c'era il giorno che c'è su in prima pagina lei con Le Pen, ma non l'hanno letto, era là, non l'hanno letto. Poi hanno fatto la rassegna stampa sul TGcom, c'era scritto lei davanti con la Le Pen, ha letto tutto e il suo articolo non l'hanno letto. Non sanno più come fare per non farvi vedere in televisione, una cosa vergognosa. La rassegna stampa è proprio vergognosa. Bene, altre 2 telefonate, poi le risposte di Matteo. Pronto? Sì, pronto, sono io? Sì, prego. Sì, sono Walter Calepio. Ciao Matteo, sei come sempre il più grande di tutti. Ti ringrazio semplicemente per avermi riavvicinato alla Lega, mi ero un po' staccato, mi sono riavvicinato e la prima volta nella mia vita ho fatto anche un bonifico alla radio. È poco, ma quello che potevo. Questa è la cosa per me fondamentale. Ti abbraccio. Grazie Matteo, anch'io a te. Pronto? Sono le telefonate che ti danno l'energia per alzarti alle 5 della mattina, anche se sei andato a letto alla 1, perché dare una motivazione, una passione, un progetto, una speranza di futuro alla gente, al di là del voto, è la cosa più bella. Poi il bonifico può essere anche di 10 euro, perché la crisi c'è per tutti, però significa essere parte di una comunità e quindi per me è la cosa più bella. Grazie Matteo, prendiamo altre telefonate. Un'altra, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Senta, io con la 13ª manterrò anch'io qualcosa da Sanremo, vado alla Lega perché io non vedo bene. Volevo dire, Matteo, ma ieri ho sentito Berlusconi che faceva del suo tutto quello che dicevi tu e che dici tu, l'euro, abbassarlo e la flat tax, l'aliquota fiscale unica uguale per tutti. Al 20%. Ho detto, ma questo sono cose di Salvini, ma perché ora se le fa lui? A noi non interessa perché tu vai sempre avanti tu, però dobbiamo fare una cosa, Matteo, noi dobbiamo prendere le regioni, accoppiarci con qualcuno che ci vuole stare, ma dobbiamo prendere le regioni.
Grazie. Io non sono Grazie. geloso se le idee sono buone non voglio l'esclusiva, e quindi anche perché non sono più intelligente di altri, semplicemente ascolto i suggerimenti, i consigli e gli studi di altri, quindi un'aliquota fiscale unica, il fatto che l'euro non funzioni, il fatto che gli studi di settore vadano cancellati, ci arriva anche Berlusconi, bene, non dico no, abbiamo cominciato noi, bene, se ci arrivasse anche Renzi domani mattina avremmo fatto terno all'otto, perché soprattutto lui al governo, se lo applicasse, non fa il bene della Lega perché applica una nostra idea, fa il bene dell'economia, fa il bene degli imprenditori, fa il bene dei lavoratori, quindi non sono geloso delle idee, torno indietro alle telefonate, i giornali cercano di parlare il meno possibile di noi, lo so, ci siamo abituati, ma non ci spaventa. Il trattato con gli americani sarebbe un'altra mazzata per il Made in Italy, per i nostri produttori, per le nostre bellezze, quindi la Lega sicuramente voterà contro quando arriverà in discussione. E sull'euro è vero, Bossi ci aveva visto giusto, stiamo proseguendo una battaglia testardamente e coerentemente, alla fine avremo ragione. Ecco, l'ultima telefonata, Matteo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, ciao, sono Ermanno, Matteo. Senti, va tutto bene lì con la Le Pen, è la cosa fondamentale. E poi io una cosa la voglio dire, è dall'88 che sono un attacchino e sono orgoglioso di esserlo. Beh, ma se uno pensa di insultarmi dandomi dell'attacchino, del militante, del telefonista di Radio Padania, del populista, per me sono tutte medaglie sul petto. Io vi auguro una buona domenica. Matteo, prima di lavoro, di relax. Io adesso devo pigliare l'aereo per tornare a Milano. Ieri ho avuto la possibilità e la fortuna di parlare anche di Padania, dei popoli padani, dei popoli che vivono in questa Italia, che meritano rispetto, meritano autonomia, meritano autogoverno, meritano responsabilità, soprattutto da un'Europa che vuole appiattire, omogenizzare, schiacciare, omologare tutto e tutti. Mentre invece Radio Padania lo insegna, la diversità è ricchezza, le lingue sono ricchezza, le culture, le cucine, i profumi, le musiche sono ricchezza. Difendiamo tutto quello che è identitario, è diverso, che è territoriale, perché una volta che si perde una lingua, una volta che perdiamo un bosco, una volta che si cancella un comune e poi non lo recuperiamo più. Ecco Matteo, prima di chiudere ti devo dar conto di due richieste di molti ascoltatori. La prima è strapparti una mezza promessa di riuscire quanto prima magari a far ritornare la Padania nelle edicole, e la seconda... Nelle edicole la vedo, non voglio fare le promesse di Renzi. Il costo della distribuzione, il costo della carta è assolutamente insostenibile, visto che il governo Renzi ha tagliato dell'80% i contributi, quindi faremo di tutto per tornare a informare il prima possibile, esempio tramite internet, sull'online, ma i costi di stampa, distribuzione e diffusione sono in questo momento assolutamente insostenibili. Ecco, l'altra cosa è Radio Padania, che rimane a questo punto l'unica voce fuori dal coro, di potenziarla il più possibile, e gli ascoltatori stanno facendo la loro parte, come hai sentito, insomma. Intanto già resistere, vista la crisi da tutti i punti di vista, è miracoloso, ma su questo non voglio arretrare neanche di un passo. Sicuramente dovremo rompere le scatole, ma sì, buongiorno, dovremo rompere le scatole agli ascoltatori. Io dico che al Consiglio federale di venerdì, così almeno tutti sanno chi fa cosa, abbiamo chiesto un altro ulteriore sforzo economico a tutti gli eletti della Lega, perché magari adesso c'è l'ascolto di qualcuno che dice: ma scusa, io ho la pensione di 400 euro al mese, io sono in cassa integrazione, io sono un semplice militante. Chi è eletto dia un esempio. Quindi siamo il movimento politico che chiede più soldi, lo diciamo proprio papale la domenica mattina ai suoi eletti, deputati, senatori, europarlamentari, consiglieri regionali, assessori regionali. Noi chiediamo il doppio, giusto per intenderci, di quello che chiede il Partito Democratico. E quindi tutti gli eletti sono chiamati a fare la loro parte, per la Lega e per la radio. Ovviamente quanto più gli ascoltatori, che sono tanti, sono in crescita, e questo è bellissimo della radio, daranno anche il loro piccolo contributo. E non è che vi chiediamo 500 euro, però chi può 10 euro, chi può 50 euro, magari c'è qualcuno all'ascolto che si può anche permettere. Sappiamo che ci sono tanti imprenditori che fortunatamente stanno lavorando bene. Se a qualcuno avanzano i 1.000 euro, perché no? 1.000 euro significa pagare i costi del telefono, i costi della luce, significa riparare un'antenna che qualche scemo ci danneggia.
Quindi dipendiamo dagli ascoltatori, ma ce la metteremo tutta per crescere, non solo per resistere ma per crescere. Bene Matteo, ti saluto, ti auguro buona giornata e a risentirci. Un a più abbraccio. presto. Grazie. E, cari ascoltatori, qua finisce lo spazio domenicale